nell'anno 2020 il mercato è andato ancora più avanti, da 2 anni a questa parte intuiamo e riusciamo a comprendere quali che sono stati i passi avanti e le direzioni verso le quali si volge questo mercato dei caminetti, delle stufe e delle caldaie. Il settore è andato sicuramente avanti, è migliorata tutta la parte tecnologica dei prodotti, quindi abbiamo prodotti veramente sempre maggiormente performanti. Noi stessi abbiamo portato qui a Progetto Fuoco una combustione particolare che chiamiamo combustione totale del pellet, quindi la tendenza è proprio quella a usufruire di questo combustibile naturale in modo molto professionale. Ecco, avete suddiviso tra l'altro le caratteristiche dell'azienda sia di design che tecnologiche in 2 aree per far comprendere meglio quella che è l'applicazione all'interno del prodotto. Quale vince tra le 2? Design o innovazione? Ma la domanda è sempre bella perché in realtà non c'è un vincitore, sono entrambi 2 fattori molto importanti, quindi proprio per questo abbiamo scelto di presentare la parte estetica nella parte perimetrale dello stand, mentre l'interno è tutto dedicato a spiegare le tecnologie che sono dentro i prodotti, che sono veramente importanti e assolutamente innovative, quindi avevano bisogno di spazio. Il pubblico deve capire che oggi acquistare una stufa o un camino significa in realtà acquistare veramente una macchina complessa che deve bruciare al meglio il combustibile e avere emissioni bassissime e in regola con quelle che sono le normative vigenti. Non tutti i prodotti sono uguali e quindi per permettere ai clienti di capire che cosa c'è dietro è stato importante presentarli addirittura sezionati per poter spiegare il funzionamento. All'interno dello spazio vediamo una rotatoria che scorre perfettamente i significati, quindi quando si spiega il prodotto da cosa si parte e a dove si arriva. Si divide per tecnologia, quindi se bruciano legna o pellet, e questi 2 macromondi a loro volta si suddividono in altri mondi, tra cui il riscaldamento ad aria e il riscaldamento ad acqua. Ognuno di questi focolari ha un suo spazio dedicato e viene spiegato attraverso filmati, scritte e ovviamente sezionati le spiegazioni. È difficilissimo non essere accompagnati, abbiamo la fortuna di avere dei grandi professionisti allo stand che accompagnano i nostri clienti e spiegano al meglio tutto quanto. Il futuro prossimo visto da Palazzetti, da qui, da Progetto Fuoco, lanciato verso il prossimo biennio? Sempre più biomasse, assolutamente. La voce, oggi sempre di più i prodotti si gestiranno attraverso la voce, quindi 2 anni fa parlavamo di app, quest'anno parliamo di voce e sempre più prodotti performanti e in linea con l'ambiente e con le emissioni richieste dalle normative.